La prima domanda che faccio, proprio immediata, questo statuto lo si fa o non si fa? In quanto tempo? Siamo impegnati a rispondere positivamente ad un dovere istituzionale. Siamo in ritardo, dobbiamo farlo. Ci terrò per lei a fare una precisazione introduttiva. Stiamo parlando dello Statuto del Veneto, non della Carta Costituente dello Stato italiano. Dico questo perché alla uscita della presentazione del testo nostro, PDL e Lega, ho visto delle critiche che sembrava che noi volessimo stravolgere la realtà nazionale. Questo non è vero, e devo leggere il punto 1 dell'articolo 1 che recita: il Veneto è regione autonoma secondo il presente statuto in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell'Unione Europea. Questo per dire che noi siamo all'interno di una realtà per la quale crediamo di avere il diritto di avere il massimo dell'autonomia, ma all'interno della realtà nazionale. Quindi tutte le altre osservazioni sono fuori luogo e non appartengono a quello che pensiamo, a quello che vogliamo e a quello che c'è scritto nella nostra proposta. Che sta scritto nell'articolo 4, prima Veneto, c'è o non c'è questa espressione? Non esiste, anche se devo dire che non è una battuta banale, perché noi facciamo presto a criticarla, però è una espressione che crea tanto consenso alla Lega. Noi siamo molto rispettosi della realtà della nostra regione, ma sappiamo che per cogliere quello che abbiamo scritto nell'articolo 4 ci sono 6 punti. Il sesto punto, che viene interpretato dalla Lega come la lezione prima ai Veneti, nella realtà dice: la regione si adopera in particolar modo a favore di tutti coloro che dimostrano un particolare legame con il territorio. Ecco, io sfido chiunque a dire che questo possa essere interpretato in maniera assolutamente neutrale come prima i Veneti. Però va ancora più precisato che i 5 punti che precedono sono assolutamente diversi. Noi diciamo che la regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e la libertà fondamentale dell'uomo. Diciamo ancora che lavoriamo per la formazione della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica. Diciamo che noi siamo per la libertà di scienza e di pensiero e di laicità, ispirando la nostra attività all'azione e ai principi di eguaglianza, di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione. Promuove processi di partecipazione e di integrazione nei diritti e nei doveri, rifiutando pregiudizi e discriminazioni e considerando come valore fondamentale la pacifica convivenza dei popoli. Ecco, io credo che leggere l'articolo 4 alla luce di tutto quello che c'è scritto vuol dire essere nella condizione di affermare che il Veneto, che ha dimostrato nella sua storia di essere portato all'accoglienza e alla ospitalità e all'integrazione, non possa essere smentito. E questo porteremo avanti fino all'approvazione dello Statuto. A proposito di Statuto, si è parlato di spartiacque, di rivoluzione, e vedi che gli elementi innovativi di questo Statuto della Regione Veneto. Beh, diciamo che se avessimo fatto lo Statuto fino a 3 anni fa, avremmo potuto farlo un po' più o meno come l'ha fatto tutte le altre regioni. Per gli eventi mondiali che sono accaduti, siamo anche noi all'interno di una situazione di crisi che speriamo sia presto superata, ma abbiamo dovuto constatare che oggi la capacità di uscire da questa condizione è stata affidata prevalentemente alle imprese che hanno dovuto scaricare sul lavoro delle condizioni di grande difficoltà, più ancora alle famiglie che devono vivere all'interno di una società che non era prevista e che fa sì che si trovi in disoccupazione anche le persone mature e più ancora i giovani. Ecco, io credo che a questo le istituzioni devono rispondere con un diverso senso di responsabilità, sapendo che noi è chiesto di saper governare bene le limitate risorse che abbiamo, e i nostri amministratori di comune, provincia e regione stanno già constatando cosa vuol dire essere soggetti al patto di stabilità, ma sappiamo anche che questo mondo ha bisogno di risposte diverse sul piano dell'efficienza, della sburocratizzazione e del rispetto di tempi che non sono più accettabili. Ecco, noi nello Statuto abbiamo inserito per la prima volta in Italia i livelli di efficienza da misurare su noi stessi, da misurare sulle province, da misurare sui comuni,
perché altrimenti noi non siamo in grado di cogliere il senso vero che arriva da questa situazione di difficoltà. Direi che le istituzioni, attraverso la loro dotazione di personale, hanno avuto il vantaggio che questi dipendenti non hanno sofferto le stesse condizioni di difficoltà dei privati. A noi è chiesto di fare un salto di più, di rispondere in termini di efficacia e di contenimento di costo. La Regione lo ha già fatto, riducendo il numero di segretari, riducendo gli stipendi di altri dirigenti. Stiamo lavorando per contenere il numero di dirigenti, lo faremo a discendere, facendolo prima in casa nostra, ma chiedendo che lo facciano tutte le pubbliche amministrazioni. Ecco, questo è perché vogliamo che sia compreso, che siamo partecipi di questo problema per risolvere le condizioni di crisi. Ecco, dentro lo statuto ci stanno queste condizioni, però direi che i dati fondamentali sono di sostegno forte alla famiglia, di riconoscimento del diritto alla vita, di riconoscimento del diritto alla cultura, alla istruzione e alla formazione, della capacità di essere ancorati alle nostre radici cristiane. Sono tutte cose che abbiamo scritto e che vogliamo mantenere perché sono in linea con la cultura e la storia della nostra regione. Uno statuto che si ispira anche a due parole, ma un sostantivo sussidiarietà e un aggettivo orizzontale, che parlerà poi il professor Antonini nella prossima relazione. Ecco. Vogliamo dire che cosa lo statuto dirà a proposito? Ma già nelle cose che io ho detto quando ho parlato di sostegno alla famiglia, del diritto alla vita, della capacità di essere accanto al volontariato, abbiamo spesso delle condizioni che sono insite nelle affermazioni che faceva ieri in maniera ammirabile il ministro Sacconi. Abbiamo codificato all'interno dello statuto il principio della sussidiarietà, sia quella verticale, individuando nel comune il primo livello di risposta amministrativa, comune da solo o in forma aggregata e associata, vedremo se è l'unione o la federazione dei comuni, ma accanto a questo la provincia, e a seguire però la sussidiarietà orizzontale, individuando le autonomie funzionali, ma sapendo della ricchezza che abbiamo nel nostro tessuto sociale, che è il volontariato, che sono i diversi organismi che rappresentano la ricchezza del nostro territorio. Ecco, nello statuto noi avremo la possibilità di codificare questa capacità del Veneto, di alleggerire la sua funzione come sta scritto e di rendere partecipi del processo evolutivo tutti questi corpi intermedi che fanno parte dei concetti di sussidiarietà orizzontale, ma che sono la ricchezza vera della nostra gente. Ultima domandina, una piccola previsione, i tempi. Diciamo che noi lavoriamo 2 giorni a settimana, siamo già convocati per martedì e giovedì di questa che arriva, lavoriamo contemporaneamente sullo statuto e sul regolamento. Dovremmo fare un appendice anche per la legge elettorale, nello statuto prevediamo la riduzione dei consiglieri da 60 a 48, sempre nel principio di contenimento dei costi a cui facevo riferimento prima. Ecco, io starei lieto se noi potessimo pensare che per la fine dell'anno abbiamo il nuovo statuto, perlomeno in prima lettura. Devo dire che l'aspirazione vera è che noi vorremmo il 7 aprile del 2011, che il 7 aprile del 1971 è stato approvato dal Senato lo Statuto del Veneto, ci fosse a 40 anni di distanza la possibilità di avere la Cassa del Veneto in piena operatività. Il giornalista non ha più domande, non è più curioso, se la gioca, se sta nei tempi, salutiamo. Grazie a voi.